cittadini serbi, parenti tra loro denunciati dalla Guardia di Finanza di Vicenza, percepivano la pensione fingendosi invalidi. La procura ha ordinato il sequestro di conti bancari per 90.000 euro. Tragedia nel pomeriggio a Mira, travolto da un'auto, ha perso la vita un giovane ciclista che percorreva la Riviera in sella alla sua bici da corsa. Allarme bomba in via Trieste a Padova per uno zainetto sospetto che è stato fatto brillare dagli artificieri. Evacuate 2 piani del palazzo sede di un gruppo bancario. Ancora furti in casa all'ora del crepuscolo, senza pace la Marca nel mirino dei ladri. I malviventi derubano un'anziana a Treviso e prendono di mira diverse abitazioni a Sant'Elena di Silea. Esplode il caso dei volti di Mussolini su un edificio di Zenson di Piave. L'associazione Partigiani scrive al prefetto: inaccettabile propaganda fascista, specie in un momento come questo, con lo Stato costretto a mettere sotto scorta la senatrice Segre. Un viaggio per la vita, quello che si preparano a compiere 2 gemelline siamesi di 1 mese in arrivo a Padova dalla Sierra Leone grazie al programma Veneto di ricoveri umanitari. I chirurghi dell'azienda ospedaliere si preparano a dividerle. Pioggia battente, nevi in montagna e rischio frane. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità per la giornata di domani. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. E dunque per oltre 4 anni avrebbero percepito la pensione di invalidità dall'INPS, ma secondo la Finanza di Vicenza 3 cittadini serbi, parenti tra loro e residenti in città, non sarebbero stati così gravemente malati da averne diritto. E dunque la Procura ha ordinato il sequestro dei conti bancari dei 3 per 90.000 euro. Avevano presentato certificati per gravi invalidità, cecità assoluta, cardiopatia e menomazioni mentali che in genere impediscono del tutto o in parte lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. 3 cittadini serbi di 69, 66 e 40 anni, 2 donne e un uomo, residenti a Vicenza e appartenenti allo stesso nucleo familiare, non avrebbero però detto la verità e per anni avrebbero percepito la pensione di invalidità INPS indebitamente, secondo quanto scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Vicenza. Sono stati denunciati per truffa aggravata e su provvedimento del Tribunale le Fiamme Gialle gli hanno perciò bloccato i conti correnti bancari e un immobile a Sarego per un totale di 90.000 euro. Le Fiamme Gialle vicentine, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno pedinato i 3, effettuato sopralluoghi, acquisito informazioni e documenti negli uffici pubblici, recuperate e studiate da medici le loro cartelle cliniche. Gli esiti hanno messo in evidenza l'incoerenza tra le patologie sofferte dai 3 indagati e il loro stile di vita. Risultato: le pensioni sono da considerarsi illegittimamente percepite fin dal 2015 e i beni mobili e immobili personali bloccati. Prima di continuare con la cronaca, un'agenzia battuta da pochissimo sull'autonomia. Il 15 novembre si terrà una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni sulla legge quadro dal titolo Principi per l'attribuzione alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione. Lo ha annunciato il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Boccia nel corso della conferenza Stato-Regioni di oggi. La legge quadro, ha sottolineato, è concepita per attuare l'autonomia differenziata nel pieno rispetto del titolo quinto della Costituzione. Dopo il passaggio con le regioni presenteremo il testo alle Camere, così dunque il Ministro Boccia sull'autonomia. Andiamo avanti col tragico incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio, poco dopo le 16 a Mira, lungo via Nazionale all'altezza di Villa Margherita, all'incrocio con via Don Minzoni. Una donna alla guida di un SUV ha travolto un ciclista 45enne che ha sfondato il parabrezza e nonostante avesse il caschetto è morto sul colpo. Secondo i primi accertamenti svolti dalla polizia locale di Mira si tratterebbe di una mancata precedenza da parte dell'automobilista. Entrambi i veicoli procedevano lunga via Nazionale in direzione opposta, la bicicletta in direzione Oriago e l'auto verso Mira. L'impatto è stato purtroppo violentissimo e fatale al ciclista. Saranno settimane decisive per il futuro del comune di Eraclea. Dopo l'indagine per infiltrazioni della criminalità organizzata, la palla passa ora alla prefettura che dovrà decidere l'eventuale scioglimento del comune.
Il percorso che potrebbe rendere Eraclea il primo comune veneto sciolto per mafia è iniziato. Dopo il terremoto di 50 arresti e 82 provvedimenti che mesi fa avevano portato la cittadina alla ribalta della cronaca nazionale e, parallelamente al processo, la relazione della Commissione di accesso in comune è arrivata in queste ore sul tavolo del prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. Questi avrà 45 giorni di tempo per trasmettere a Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno la decisione finale, attesa quindi a ridosso di Natale. In questi mesi il dibattito sulla presenza di associazioni criminali attive nell'area e più in generale in Veneto è entrata anche nell'agenda della Commissione parlamentare antimafia. Inizia ad essere opinione diffusa che l'esistenza di questi fenomeni malavitosi sia tale da non poter essere più definita semplicemente infiltrazione ma radicamento. A stretto ridosso dall'operazione delle forze dell'ordine che aveva portato all'arresto tra gli altri del sindaco Mirko Mestre, era stata promossa in paese una manifestazione per la legalità organizzata dai sindacati che ora, come tutti da Eraclea a Venezia, attendono con ansia di conoscere l'esito della relazione. Non è un problema nei confronti di Eraclea, è un problema di legalità che deve essere garantito in tutto il nostro territorio. Quello che naturalmente noi ci aspettiamo è di avere un quadro chiaro di quello che è successo, di quella che è stata l'attività di questi anni e capire poi evidentemente cosa succederà. Ripeto, però il problema è che dobbiamo affrontarlo non solo per Eraclea ma per tutto il territorio della nostra provincia laddove eventualmente ci sia. E ora l'allarme bomba nel pomeriggio verso le 15 in via Trieste davanti agli uffici del gruppo bancario Montepaschi. Siamo a Padova, è stata una dipendente a notare uno zaino abbandonato sotto una colonna del portico e a chiamare i carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, fatti a evacuare i primi 3 piani del palazzo dell'istituto di credito e bloccato il traffico. Con una microcarica lo zainetto è stato fatto esplodere senza toccarne il contenuto. Dentro c'erano alcuni abiti, una bibita e qualche libro, probabilmente a lasciarlo potrebbe essere stato uno dei numerosi senza tetto che dimorano in zona. In una mezz'ora tutto è tornato alla normalità in città. Poche ore prima i carabinieri erano intervenuti in piazzetta Pedrocchi nel magazzino di un noto negozio di abbigliamento dove negli scatoloni un dipendente aveva trovato un'ogiva, sembra per pistola, priva però di carica esplosiva. E ora andiamo nella Marca trevigiana dove non cessa l'emergenza furti. Nel capoluogo un'anziana di 90 anni si è ritrovata 2 estranei in casa che l'hanno trattenuta con la forza. A Sant'Elena di Silea invece ladri in azione mentre i proprietari erano a cena. È successo che ieri sera io ero nel divano in cucina, ma è un cantoncino che non si vede. E tutto in un colpo mi giro, vedo 2 persone. Ho detto perché non avete suonato? Si è ritrovata 2 estranei in casa, Beatrice Slongo, 90enne, residente in vicolo Caldibreda, a Santa Maria del Rovere. Le 2 donne, 2 ladre, si sono finte amiche della figlia. Una, con la scusa di andare in bagno, ha lasciato la complice, libera di guardarsi intorno. Mi serviva il pipì, mi serve tanto perché volevano guardare dappertutto. Mi ha lasciato in bagno con quella e è venuta in cucina. Io faccio per venire fuori, perché là sul corridoio abbiamo la porta che porta sulle scale. Mi ha chiuso, questa handicappata, mi ha chiuso e io ho detto aspetti che è aperto, che apro. E lei no, stia qui lei, stai qui. E io ho pensato questa mi vuol tenere qua perché l'altra va in cucina a rovistare dappertutto. L'anziana è stata tenuta poi a forza nel corridoio, ai piedi delle scale. Infine ha gridato. Hanno preso paura perché ho il telesoccorso. Hanno guardato il telesoccorso e se la sono svignata. L'anziana è scossa, ha paura perfino a uscire di casa, teme che qualcuno le si avvicini per sfilarle la fede al dito. Molto demoralizzata perché è un brutto mondo. Da Treviso a Sant'Elena di Silea, via Buel de Lobo, via Franceniga, ladri scatenati. Senz'altro che volevano entrare. Tutti quanti hanno paura. Tutti sono in allarme perché ogni notte succede qualcosa qua attorno. In questa casa sono andati a prendersi una scala sul retro per raggiungere le finestre al primo piano. Hanno rotto questo balcone e quello sopra e sono saliti dentro. Noi stavamo cenando in cucina e abbiamo sentito che hanno scassato la finestra, siamo andati a vedere, sono fuggiti giù per la scala e sono usciti. Perché io ho anche l'allarme, ma non lo attacco quando vado a letto di solito. Adesso lo attaccherò sempre perché è troppo pericoloso.
E rimaniamo nella Marca trevigiana con il caso dei volti di Benito Mussolini tornati alla luce su un edificio di Zenzon. L'associazione Partigiani ha deciso di scrivere al prefetto. Il caso è arrivato in Parlamento, sollevato dal Partito Democratico con un'interrogazione, quindi lo sdegno dell'associazione Partigiani che a sua volta si mobilita. Quei volti di Benito Mussolini ritornati visibili sulla facciata di Palazzo Berto a Zenzon di Piave, volti che la proprietaria intende mantenere perché testimonianza storica sconcertano il presidente dell'ANPI. Mi pare una cosa innanzitutto obbrobriosa, perché non si tratta di qualcosa che abbia un valore storico. Questa qui è pura e semplice propaganda fascista, lo era propaganda a quel tempo e lo è anche oggi. Mi pare quindi una cosa da non poter tollerare, soprattutto di questi tempi, con le cose che vengono fuori sulla Segre, costretta alla scorta per le minacce che riceve. Non c'è una conservazione storica da fare, perché di quelle immagini se ne trovano finché si vuole sui libri. Se emerge, che so, una scritta contro gli ebrei, allora la consideriamo storica anche quella, no? Da qui l'azione intrapresa anche dall'associazione Partigiani. Io credo oggi mandiamo anche noi una lettera al prefetto dove chiediamo, insomma, che le autorità facciano rispettare la Costituzione e le leggi vigenti. Quella è puramente propaganda fascista. 2 poliziotti cinesi in pattuglia nella città del Santo. Cambiamo pagina, anche se continuiamo a parlare di sicurezza, perché affiancheranno i carabinieri del comando provinciale nei servizi di prossimità per i turisti e per gli 8.000 connazionali presenti a Padova. Poliziotti cinesi di pattuglia per le strade di Padova. Arrivati mercoledì sera in città, Bai Wenchao e Ludi saranno in servizio al fianco dei carabinieri fino al 23 novembre. Per la prima volta la città del Santo entra a far parte di un programma di scambio tra le forze dell'ordine italiane e cinesi, operativo da 4 anni, che ha già toccato Venezia in Veneto. Operazioni di prossimità, quelle loro affidate, spiega il comandante provinciale dei Carabinieri. Saranno orientati soprattutto nel centro cittadino, perché lo scopo è quello di essere vicini ai possibili turisti, insomma, cinesi, visto che Padova è una città sicuramente dalla forte attrattiva. Ne approfitteremo da questo punto di vista perché già c'è un ottimo rapporto con la comunità cinese su Padova che supera le 8.000 unità circa, e approfitteremo, dicevo, di questa presenza per stringere ancora di più i rapporti. I 2 agenti arrivano dalla città di Chongqing, 30 milioni di abitanti, e di Shanghai, 25 milioni di abitanti. Oltre ai luoghi turistici entreranno anche 3 negozi del centro ingrosso Cina. Loro vestiranno la loro uniforme di servizio, non saranno armati ovviamente perché operano in un territorio straniero, però voglio dire lavoreranno con noi a stretto gomito. Perfetto inglese per entrambi, Bai Wenchao parla anche l'italiano. Siamo venuti ieri sera e poi la sera siamo andati alla stazione vicino qui per fare le cose, per visitare, per conoscere la città di Padova, perché è la prima volta che loro vanno a Padova. Da oggi i seggiolini d'auto per bambini, quelli con dispositivo anti-abbandono, sono divenuti obbligatori. Sanzioni in vista per chi non si mette in regola, negozi della marca presi d'assalto, ma i dispositivi in molti casi non si trovano. C'è la legge, ci sono le sanzioni, ma mancano i dispositivi anti-abbandono da applicare ai seggiolini. È un paradosso tutto italiano quello che si sta consumando in queste ore sotto gli occhi di tanti genitori e nonni che stanno letteralmente prendendo d'assalto i negozi per la prima infanzia, compresi i centri commerciali. Impegnata sul fronte anche la polizia stradale, che ha ricevuto la circolare ministeriale poche ore prima l'entrata in vigore del provvedimento. La norma è stata pubblicata il 23 di ottobre, è entrata in vigore dalla mezzanotte di oggi e prevede la possibilità da oggi quindi di sanzionare i conducenti residenti in Italia che trasportano un bambino di età inferiore ai 4 anni privo del dispositivo che è atto a segnalare l'ipotesi di abbandono.
Le sanzioni per la cronaca vanno da 81 a 326 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. Dal terraglio Castelfranco i negozianti confermano la corsa ai dispositivi, ci vorranno giorni, forse settimane per evadere tutte le richieste. Per genitori e nonni una caccia al tesoro. Non si trova ancora in giro. Siamo anche noi presi un po' in contropiede perché vede, siamo venuti adesso e quasi tutto esaurito. Stamattina hanno fatto man bassa di tutto. Spero che abbiano una certa tolleranza perché i tempi non sono stati così lunghi, insomma, per poter cercare di approvvigionarsi delle cose necessarie. Il tragitto in auto che ho fatto per arrivare fin qui ed acquistare il dispositivo comunque l'ho fatto tra virgolette fuori legge, fuori norma, e quindi perché purtroppo non c'è stato il tempo di organizzarsi. E c'è anche la categoria, seppure minoritaria, nonni previdenti. Sì, certo. Ci siamo già attrezzati con le nuove norme. Siamo molto attenti al bambino perché siamo ormai pensionati, però è meglio avere questo dispositivo in macchina che va bene per tutti. Ed è un viaggio diverso, un viaggio per la vita, quello che si preparano a compiere invece due gemelline siamesi di appena un mese in arrivo a Padova dalla Sierra Leone. Grazie al programma Veneto di ricoveri umanitari, i chirurghi dell'azienda ospedaliera si preparano a separarle. Nessuna speranza per loro in Sierra Leone, la luce si è accesa grazie ai chirurghi dell'azienda ospedaliera. Saranno operate a Padova due gemelline siamesi di appena un mese che in comune sin dalla nascita condividono la cavità addominale e l'intestino. A segnalare il caso, quasi disperato, un medico in missione del QAM di Padova che ha contattato Team for Children. All'appello non ha esitato a rispondere la regione presidente Luca Zaia. Non ci ho pensato un attimo e sono intervenuto, spiega il governatore, che aggiunge: il Veneto, fedele alla sua tradizione, cerca in ogni occasione di aiutare chi soffre, da qualsiasi parte del mondo provenga. In campo è sceso il programma Ricoveri Umanitari che sinora ha aiutato quasi 700 persone ed è stato finanziato anche per il 2019 con 400.000 euro. Ci fermiamo ora per un piccolo break, rimanete con noi. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora di Polesine, un territorio che continua a pagare le conseguenze dell'abbassamento del suolo causato dalle estrazioni di metano effettuate tra gli anni 30 e gli anni 60 del Novecento. Il conto oggi è di 2 milioni di euro all'anno di bolletta elettrica per far funzionare ininterrottamente le pompe idrovore. 2 milioni di euro all'anno di corrente elettrica per il funzionamento delle idrovore, l'equivalente di una grande industria energivora che però non produce beni ma sicurezza per il territorio e i suoi abitanti e preserva l'agricoltura del Delta del Po dalla risalita dell'acqua marina. In visita agli impianti il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella, accompagnato dai presidenti dei locali consorzi di bonifica. E questo è il significato che qualcuno non ci crede o non vede o non è informato e non sa, l'abbassamento del territorio, cioè di questi 2 metri, 2 metri e mezzo. È continuamente pochi centimetri ma sta calando ancora e speriamo che non estraggano il metano né al largo né qua nelle vicinanze del Ferrarese o di Ravenna, insomma, perché noi siamo come in un catino, in una buca e il terreno va giù, insomma. Almeno 8 comuni del Delta, se non tutta la provincia polesana, devono la loro sicurezza idraulica alle attività dei consorzi. Solo in questa zona ci sono oltre 41 idrovore, mi hanno spiegato, più altre in altre zone, e questo costa tante risorse, quindi oltre che il mantenimento idraulico degli argini, tenerli puliti e tutte le opere di protezione, bisogna anche spendere tante risorse di corrente elettrica, quindi lo Stato deve essere presente, noi cercheremo di essere presenti perché se qui arriva l'acqua salata non si coltiva più, non si vive più e si perde sicuramente un patrimonio importante per il nostro territorio. Il presidente della commissione è stato accompagnato nel Po di Pila in quella che fu l'isola della Batteria. Qui sorgeva un piccolo abitato. Una mareggiata negli anni 70 distrusse gli argini e inondò la campagna sommergendo ogni edificio, anche la piccola idrovora che serviva questo lembo di terra. Il progressivo abbassamento dei terreni causato dalla subsidenza ha scoraggiato il recupero dell'isola, che ora appare come uno specchio d'acqua da cui emergono i ruderi delle vecchie abitazioni. La strada provinciale 20 della Val Fiorentina è stata chiusa al transito per il rischio di crollo di massi dal versante montuoso. Secondo una stima dei tecnici di Veneto Strade,
La massa instabile su cui intervenire è di circa 700 metri cubi. Anche in vista del maltempo previsto per domani, il transito di autoveicoli è stato interrotto da questo pomeriggio. Veneto Strade comunica che verrà realizzata una pista temporanea per garantire almeno un senso unico alternato. Una corsa contro il tempo per terminare i lavori entro l'8 dicembre, in tempo per l'inizio della stagione turistica invernale. In queste ore sono in corso alcuni sopralluoghi per capire come intervenire. E dunque lo avete sentito accennato, la Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica per la giornata di domani, venerdì 8 novembre. Le previsioni indicano tempo perturbato, precipitazioni diffuse a tratti forti, più persistenti e con quantitativi abbondanti su zone montane e pedemontane e localmente anche molto abbondanti tra Prealpi centro-orientali e Dolomiti meridionali, in pianura in generale contenuti e solo localmente abbondanti sui settori nord-orientali. Il limite neve intorno ai 1000-1300 metri sulle Dolomiti, 1300-1600 sulle Prealpi. È stato così decretato dalle 8 di domani lo stato di preallarme nelle zone Alto Piave, Piave Pedemontano e Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone. Si segnala ovviamente la possibilità anche di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide. Ora parliamo di superstrada pedemontana, completata al 70%, confermata l'apertura entro il 2020. Superstrada pedemontana veneta, lavori ultimati ormai per il 70%, le previsioni portano a ipotizzare il completamento entro il 2020 con l'apertura della prima tratta dopo le prossime festività natalizie. Riguarderà la tratta della 31 fino a Malo e il casello di Breganze, anche se manca ancora la complanare. Prima dell'estate potrebbero arrivare a completamento la parte di Montecchio Maggiore e Castelcomberto. A fine anno sarà completato tutto il resto, tranne alcuni punti critici, fra i quali la galleria di Castelgomberto Malo, ancora sotto sequestro per l'incidente del 2016, per il quale si ipotizza uno slittamento al 2021. È quanto emerso dall'incontro di oggi fra la struttura di progetto Pedemontana Veneta, le province di Vicenza e Treviso, con i 37 sindaci dei comuni interessati. Vi ricordo prima di salutarci che questa sera a 20:10, subito dopo i nostri telegiornali, si farà il punto sulla politica nazionale e locale. Naturalmente ospiti Raffaele Baratto, parlamentare di Forza Italia, e Nicolò Rocco, esponente invece del Partito Democratico. È tutto, grazie per averci seguito e dunque torniamo adesso con le previsioni del tempo per domani. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Benvenuti al meteo. Tempo molto instabile sul nostro territorio, l'autunno entra dunque nel vivo, ci attende un'altra giornata in compagnia della pioggia. Vediamo il dettaglio di venerdì 8 novembre. Sul Veneto maltempo intenso con rovesci e temporali per tutta la giornata. Attenzione perché i fenomeni potranno risultare anche forti. Neve sulle Alpi dai 1000 metri di quota. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, valori massimi tra gli 11 e i 17 gradi circa. E sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia con precipitazioni temporalesche diffuse, vedete, e non si escludono anche locali nubifragi, attenzione. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 18 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Trentino Alto Adige, con piogge dappertutto anche di forte intensità. Quota neve in calo fino a 1000-1200 metri sul Trentino. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno agli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.